Buonasera da Mayra Trevisan e benvenuti a questo spazio notizie dedicato al Friuli Venezia Giulia. Gorizia e Pordenone piombano in zona rossa per l'incidenza di infortuni mortali sul lavoro. A certificarlo è la fotografia del primo trimestre dell'anno scattata dall'osservatorio di Vega Engineering. Isontino ed Estra Tagliamento tra gennaio e marzo hanno fatto registrare rispettivamente indici di 17,7 e 14,8 morti per milioni di occupati. Un dato che non tiene ancora conto della morte di un 68enne a Fiume Veneto lo scorso 30 aprile. Il tema sicurezza sul lavoro resta centrale, come hanno sottolineato i sindacati in occasione del 1° maggio a Monfalcone. Trieste e Udine di contro sono in zona bianca con un'incidenza di mortalità pari a 0. 4 i decessi nella prima parte dell'anno in Friuli Venezia Giulia come nel 2023, 3 quelli rilevati in occasione di lavoro e 1 in itinere. 2 si sono verificati in provincia di Pordenone, 1 a Gorizia. Le due facce del Friuli Venezia Giulia fanno sì che complessivamente la regione sia in zona gialla con un indice di 5,8 contro 6,5 della media nazionale. Cambiamo argomento. Madre e figlio di 44 e 22 anni sono stati arrestati dalla polizia a Gorizia. Trasportavano in un furgone 5 cittadini originari dello Sri Lanka, privi della documentazione per l'ingresso in Italia. Il mezzo è stato fermato in via Terza Armata, nello spiazzo adiacente al supermercato Vivo. Nel vano i poliziotti hanno notato la presenza di numerosi scatoloni di carta che formavano una specie di muro. È stato uno dei 2 passeur ad avvicinarsi al carico e a creare un buco attraverso il quale si notava, seduto all'interno del box, un migrante. Nel furgone c'erano altri 4 stranieri, di cui 3 donne. I 5 migranti, che erano partiti dalla Romania, hanno raccontato di aver pagato 3.500 euro a persona. Sono stati espulsi dal territorio nazionale, mentre madre e figlio sono stati arrestati ed accompagnati in carcere. Voltiamo pagina. La tragedia del terremoto del 1976 in Friuli ha segnato profondamente la storia della nostra regione, cambiando per sempre il volto e il vivere di questa terra. Dalle macerie però questo popolo forte e determinato è riuscito a rialzarsi con una dignità senza pari. Oggi parlare del modello Friuli significa parlare di qualche cosa che si può realizzare anche quando tutto sembra perduto. Questi sono alcuni dei concetti espressi dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che lunedì 6 maggio ha partecipato alle celebrazioni organizzate a Gemona del Friuli per onorare la memoria di quanti nella sera del 6 maggio 1976 perirono a seguito del devastante terremoto e per ricordare l'importante opera di ricostruzione che permise al popolo friulano di rinascere. Dopo il ritrovo sotto la loggia comunale, i partecipanti hanno raggiunto il Duomo di Santa Maria Assunta, dove hanno preso parte alla messa solenne officiata da Monsignor Valentino Costante con il saluto del nuovo arcivescovo di Udine, Monsignor Riccardo Lamba. Al termine del rito cristiano sono susseguiti 400 rintocchi di campana dalla vicina torre del castello a ricordare ogni persona che morì in quella sera senza fine nel comune friulano. Quindi autorità e cittadini hanno formato un corteo e hanno raggiunto il cimitero comunale, dove è stata deposta una corona in memoria di tutte le vittime del terremoto. Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha ricordato come da un'esperienza tanto dolorosa nacque una delle realtà di volontariato più generose e più radicate del nostro tempo, la protezione civile, che nella nostra regione ha raggiunto tra i più elevati livelli di professionalità e capacità di operare in tempi rapidi e con grande efficacia nei teatri dell'emergenza sia in Italia che all'estero. Procede come da cronoprogramma il cantiere transfrontaliero di Piazza Transalpina a Gorizia, Nova Gorizia. La riqualificazione della piazza rappresenta uno degli interventi più importanti all'interno del distretto ECOC, che sarà la sede principale della Capitale Europea della Cultura 2025. L'avanzamento dei lavori è stato illustrato nella visita di lunedì 6 maggio ad illustri ospiti istituzionali in rappresentanza degli enti finanziatori del progetto.
Il cantiere è stato aperto lo scorso 12 febbraio e i lavori eseguiti dall'azienda aggiudicataria dell'appalto hanno preso avvio dalla metà italiana di Piazza Transalpina. La prima fase sta interessando anche le vie Caprin, Foscolo, Luzzato, dove sono state concluse le opere infrastrutturali relative al drenaggio delle acque meteoriche. A breve inizierà la posa dei cordoli e dei marciapiedi, alla quale seguirà la base di cemento in preparazione della pavimentazione in pietra. I lavori su questa parte della piazza si stanno quindi concludendo. A breve il cantiere si sposterà nell'area circostante il mosaico e successivamente dalla parte slovena. Nella metà slovena della piazza sono comunque già in corso alcuni lavori preparatori, soprattutto per la salvaguardia degli alberi circostanti. È stato esaminato lo stato di salute delle radici e attorno alle piante verranno posizionate le canalette di scolo dell'acqua. A breve la via e la piazza verranno interdette al traffico e a conclusione dei lavori l'ultimo atto prevederà la pavimentazione uniforme della piazza. Parliamo ora di calcio. Udinese-Napoli finisce 1-1. I bianconeri conquistano un punto insperato e continuano a credere nella salvezza. Sentiamo il commento di Andrea Alberti di Io Tifo Udinese. Un saluto dagli spettatori di Friuli TV24, Caffè TV24, un saluto da Andrea. Udinese-Napoli finisce 1-1, una partita chiave come avevamo detto nelle scorse puntate, una partita che si doveva vincere per creare motivazione e portare a casa 3 punti che ci permettevano di muovere e di avvicinarsi all'Empoli e al Frosinone, che a questo punto sono a 2 punti da noi. Udinese che acquista un punto, 30 punti, 32 punti e l'Empoli con il Frosinone, Cagliari 33, il Verona 34. Una partita che poteva essere diversa, una partita che poteva non far portare nemmeno un punto, ma il miracolo lo fa Success. Al 92esimo questa volta non subiamo i gol, ma li facciamo. E l'Udinese, quando tutti i tifosi pensavano che non ci fossero più possibilità e speranze, riapre una piccola porticina e porta a casa un punto. Un Udinese diverso, un Udinese che ha giocato, secondo me, bene, una difesa impeccabile gestita da Biol, una bellissima prestazione di Christensen e anche un Ferreira che non sbaglia questa volta. Fa pochi errori e gestisce bene anche lui la difesa. Quello che ho potuto vedere, che tutti i tifosi hanno potuto vedere un Lucca alquanto demotivato, alquanto strano, non riusciva a gestire la palla, non riusciva a stoppare la palla, a metterla a terra, a darla, a servirla. E invece abbiamo visto un Davis che è entrato dopo il secondo tempo, nel secondo tempo, scusatemi, crea e fa vedere che c'ha qualcosina in più. Un giocatore che viene scoperto purtroppo per colpa dell'allenatore, perché questo è ovvio, viene scoperto ora a fine campionato. Noi ci speravamo, noi l'avevamo visto anche negli allenamenti, avevamo seguito il giocatore e poteva essere una valida alternativa, ma è ovvio, dirlo adesso non serve a nulla. Comunque io spero di vederlo titolare a breve, spero di vederlo giocare più minuti, perché realmente crea, come il palo che ha preso a Bologna al 95esimo, e ha creato anche oggi delle azioni e ha servito anche dei bellissimi palloni. Quindi sono molto contento di questo giocatore, spero che venga inserito in rosa e titolare, questo sicuramente. Tornando a noi, abbiamo visto le partite giocate, l'Empoli che ha pareggiato con il Frosinone, il Verona che ha vinto contro la Fiorentina, il Cagliari che ha pareggiato con il Lecce, il Sassuolo che ha vinto contro l'Inter. Quindi abbiamo notato l'Empoli che vince contro il Napoli e il Sassuolo che vince contro l'Inter, delle partite che non si pensavano andassero così, hanno portato veramente a un movimento di classifica per la salvezza veramente movimentato.
Ora la mente deve essere a Lecce, avremo 3 scontri diretti, Lecce-Empoli come ultima partita di campionato in casa e poi il Frosinone fuori, quindi sono delle partite che devono essere vinte tassativamente perché ora pareggiare veramente non serve più a nulla. Quindi io spero che i nostri giocatori, spero che riprendano gli infortunati, tornino perché il Tucu Pereira oggi non ha potuto giocare, che possa rientrare operativo. Contro Lecce sarà un ulteriore finale e dovremmo portare a casa realmente i 3 punti, perché se no la situazione si mette male. Tifosi comunque arrabbiati, cori contro Pozzo, hanno comunque chiuso questa partita, devi spendere e altre varie cose dette a Gino Pozzo. Questo fa capire che comunque sia i tifosi sono con i propri giocatori, sono con i bianconeri, ma c'è molto attrito con la società per come è stata gestita questa stagione e per vari altri motivi che nei prossimi video, nelle prossime puntate parleremo, però come abbiamo detto non vogliamo fare contestazione in questo momento che è veramente delicato. Quindi un ringraziamento al miracolo di Success, dove abbiamo visto un Success che comunque ha fatto vedere che ha giocato con una grinta diversa. Cannavaro che porta veramente un Udinese a giocare, un Udinese che per fortuna comincia a ingranare, comincia a giocare un calcio diverso, come ho detto, e quindi speriamo che speriamo di portare a casa una partita con il Lecce e un'altra partita prima della fine di questo campionato e veramente salvarci. Potevamo non sperarci più e Success ha aperto veramente, come ho detto prima, questa porticina verso una possibile corsa alla salvezza. Io vi ringrazio, vi saluto. Volevo chiudere facendo un plauso al capitano Wallace, perché oggi il capitano era Wallace, dopo le varie puntate che abbiamo raccontato che Wallace ha fatto venire via la squadra quando stava per andare a salutare la curva in una partita dove c'era un po' di contestazione. Invece Wallace ha portato la squadra prima del fischio di inizio a salutare i propri tifosi che erano lì per sostenere i propri giocatori. Quindi è stato un bellissimo gesto, quindi noi siamo imparziali, condanniamo i brutti gesti, ma facciamo vedere, facciamo capire che anche quando i gesti sono belli, che devono essere valorizzati per quelli che sono. Altro gesto bello, l'applauso per il terremoto in Friuli, mentre si giocava la partita da parte di tutte e due le squadre, e quindi anche questo un gesto bello e di sportività che va fatto notare e va sottolineato. Io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo contro il Lecce, speriamo nella buona sorte, speriamo di vedere un Udinese così motivata e speriamo di vedere Davis in campo che ci faccia sognare. Un saluto da Andrea. Presentato ufficialmente la 26esima edizione delle giornate di sport, cultura e solidarietà. Nella sala consigliare Feruglio del municipio di Tavagnacco è stato svelato il programma di eventi, convegni e manifestazioni sportive organizzati dalla Nuova Atletica Tavagnacco ASD. 11 gli eventi del programma che si svolgeranno nel comune di Tavagnacco tra i mesi di maggio e giugno 2024. L'aspetto educativo è l'elemento preponderante. L'obiettivo è lavorare concretamente nell'ambito educativo e della formazione della personalità dei più giovani, con il coinvolgimento significativo del mondo della disabilità. Sentiamo le parole dell'organizzatore Giorgio Dannisi e di Mauro Costantini. Professor Dannisi, edizione 24 del 2024 delle giornate di sport, cultura e solidarietà, 26esima edizione, novità di quest'anno, sensazioni, emozioni? È un po' il primo giorno di scuola di nuovo, no? Novità tante, 26 anni, intanto un bel traguardo, 26
edizioni direi non poche, ne abbiamo saltata una sola, se non sarebbero state 27 perché c'era di mezzo il Covid, per cui, ma devo dire che la risposta oggi abbiamo avuto un piccolo spaccato di cosa questi ragazzi sanno fare con questa dimostrazione di robotica piuttosto che alcuni dei progetti che sono inseriti nelle giornate, tipo l'iniziativa che è fatta di raccolta fondi per l'Africa da parte dell'Istituto Comprensivo e naturalmente anche tutta la parte che riguarda il coinvolgimento della disabilità. Oggi erano qui presenti tutta la delegazione della comunità del Melograno e ci saranno iniziative sportive che coinvolgeranno appunto studenti e disabili. Ci sarà anche un convegno dedicato alle famiglie, ai genitori, molto interessante, che verrà fatto il 9 di maggio qui alle ore 18 qui nella Sala Feruglio. C'è questa mostra fotografica che è una novità anche questa, inclusiva, dove ci sono esposte una quarantina di foto sportive di atleti disabili e non, tutti del Friuli Venezia Giulia. Mauro Costantini, iniziano le giornate di sport, cultura e solidarietà, tu sei ovviamente uno dei protagonisti, ci racconti quest'anno, novità, sensazioni? Sensazioni sono quelle di sempre, nel senso che sono sempre momenti che uno vive dando il giusto peso, insomma, perché sono momenti importanti. Tutto quello che è destinato ai ragazzi è importante, anche se per me quest'anno sarà un po' diverso, perché io sarò coinvolto, però quest'anno io solitamente mi rivolgo ai ragazzi, parlo ai ragazzi, interagisco con loro e mi occupo di loro in genere, in tutte le manifestazioni e i momenti che vengono organizzati da Giorgio, no? Però quest'anno in realtà presumo che mi occuperò dei genitori, quindi sono un po' emozionato e preoccupato, perché parlare ai genitori lo trovo complicato, lo trovo come dire, è anche un atto di fiducia che mi è stato dato, al quale spero di essere adeguato, ecco. Lo sarai sicuramente, Mauro, e hai detto porterai la tua esperienza, quindi sarà un ruolo esperienziale il tuo. Sì, a questo assolutamente sì, sarà un ruolo esperienziale, da genitore anche. Però diciamo, la mia interazione con loro sarà legata a quello che io vedo sia come genitore, ma soprattutto come diciamo soggetto, individuo che frequenta i ragazzi, perché appunto, e quindi è una specie di mediazione che proverò a fare in questi due mondi, no? Quelli dell'adulto e quelli dei ragazzi, che sembra si stiano, come dire, staccando sempre di più, in cui sembra che ci siano sempre meno punti di contatto. Bene, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento dedicato alle notizie del Friuli Venezia Giulia. Grazie per averci seguito. Un saluto da Mayra Trevisan, in regia Davide Lucera. Buon proseguimento con i programmi di Friuli TV 24.